Salve a tutti, parliamo ora di progressione geometrica, che è un caso particolare di successione e tutti i ragionamenti saranno molto simili al caso della progressione aritmetica, quindi potete anche vedere prima quel video. Quindi una progressione geometrica è una successione in cui ogni termine si ottiene dal precedente moltiplicando per un valore q che è detto ragione della progressione geometrica. Si può esprimere così oppure in un altro modo equivalente dicendo che an fratto an-1 è uguale a q. Adesso ragioniamo sugli indici e sui termini a successione. Quando n vale 1, 2 e così avanti. Allora, per n uguale a 1 abbiamo A1, per n uguale a 2 sì, abbiamo A2, però A2 è uguale a 1 per Q. Per n uguale a 3 abbiamo A1 per Q, quindi A1 per Q alla seconda. Poi abbiamo 1 per Q alla terza. Adesso andiamo avanti, troviamo il termine n. Allora, quando qui abbiamo n uguale a 2 abbiamo q alla prima, quando n uguale a 3 abbiamo q alla seconda, quando n uguale a 4 abbiamo q alla terza, quindi qui avremo a1 per q alla n-1. Quindi capiamo che an è uguale a 1 per q alla n-1. Facciamo un esempio, a1 è uguale a meno 1 e q è uguale a 2. Quindi abbiamo il primo termine meno 1 e ogni termine successivo si trova moltiplicando con 2, raddoppiando, quindi meno 1 per 2, meno 2 per 2, meno 4, poi meno 8, meno 16. Se cerchiamo ad esempio il A7, termine 7, usiamo la formula A1 che è meno 1 per q alla n-1, 2 alla 7 meno 1. Meno 1 per 2 alla sesta e troviamo meno 64. Adesso prendiamo un termine e i termini equidistanti da esso. Quindi abbiamo an meno k, an più k. Cosa troveremo? Che an è la media geometrica di questi termini. Quindi an è radice di an meno k per an più k. E proprio da qui il nome di progressione geometrica. Allora, come ragioniamo? AN come si ottiene da AN meno K? Moltiplicando per Q alla K, perché ogni volta andiamo a moltiplicare con Q, con Q, con Q, K volte, quindi si ottiene il precedente moltiplicando con Q alla K. D'altra parte AN si trova da AN più K andando a dividere con Q, K volte, quindi AN si trova da AN più K dividendo con Q alla K. Adesso scriviamo AN per AN, quindi questa espressione per questa espressione, AN meno K Q alla K per AN più K fratto Q alla K, Q alla K si semplifica, e qua abbiamo AN per AN al quadrato è uguale a AN meno K per AN più K e troviamo quello che cercavamo. Adesso consideriamo la somma dei primi n termini della progressione geometrica. Quindi an uguale a 1 per q alla n-1, ricordiamocelo, e se n è la somma di a1 più a2 più a3 fino a n, lo scriviamo così: somme per i che va da 1 a n di ai. E quindi scriviamo Sn a1 più a1 per q più a1 per q alla seconda più a1 per q alla n-1. E adesso qual è l'idea? L'idea è questa: moltiplichiamo questa uguaglianza con q entrambi i lati, quindi q per Sn è uguale a 1 per q più a 1 per q alla seconda più a 1 per q alla terza, e questo ultimo termine abbiamo a 1 per, allora, q alla n-1 per q alla prima sarebbe q alla n-1 più 1, quindi q alla n. E adesso cosa facciamo? Sottraiamo queste due equazioni, queste due uguaglianze. Allora Sn meno Qsn. E adesso quando andiamo a fare le sottrazioni vediamo che abbiamo questo A1Q meno A1Q, A1Q alla seconda meno A1Q alla seconda, A1Q alla n-1 meno, qui avremo un termine uguale adesso. E quelli si eliminano tutti. Cosa ci rimane? A1
e poi questi vanno via tutti e rimane ancora questo, siamo andati a sottrarre la seconda, quindi è meno A1 Q alla n. E adesso qui raccogliamo Sn e troviamo 1 meno Q, e qua raccogliamo A1, abbiamo 1 meno Q alla n, dividiamo con 1 meno Q e troviamo Sn a 1, 1 meno Q alla n fratto 1 meno Q. Questa è la somma dei primi n termini. Facciamo l'esempio. Allora, se abbiamo progressione geometrica che col primo termine A1 uguale a 3 e il Q è uguale a 2, ogni termine si trova raddoppiando il precedente, 3, 6, 12, 24, 48, e diciamo adesso ci interessano solo questi 5 termini, A1 più A2 più A3 più A4 più A5, somme per i che va da 1 a 5 di AI, e la S5, usiamo la formula, A1 era uguale a 3 per 1 meno Q alla n, 1 meno 2 alla quinta, fratto 1 meno Q, 1 meno 2, e quindi 3 per 1 meno 32 fratto meno 1, qui abbiamo meno 31 fratto meno 1, meno 31 fratto meno 1 è 31, 3 per 31 93. E usiamo questa ancora per calcolare la somma delle potenze di 2. Diprendiamo a 1 uguale a 1, Q è uguale a 2, cosa abbiamo? 1, sempre si moltiplicano 2, 2, 4, 8, 16, queste sono le potenze, 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla 3, fino a 2 alla n-1, perché il termine n, qui sommeremo n termini, sarà 2 alla n-1, basta pensare a questo, 1 per 2 alla n-1, e la somma dei primi n termini. Quindi sarà 2 alla 0 più 2 alla 1 fino a 2 alla n-1 e vediamo cosa troviamo. Usiamo la formula A1 uguale a 1, 1 meno 2 alla n fratto 1 meno 2. E qui troviamo 1 meno 2 alla n fratto meno 1, moltiplichiamo il numeratore e il denominatore con meno 1 in modo da avere al denominatore 1 e qua troviamo 2 alla n meno 1. Abbiamo trovato questo. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.